riguarda il modello che noi proponiamo, è una struttura verticistica con a capo un direttore generale a cui riportano un direttore di produzione, un capo ufficio amministrazione e un direttore commerciale. Il direttore di produzione è colui che si occupa di garantire la qualità del prodotto, nel senso che è lui che si sposta tra i laboratori esterni alla nostra azienda per controllare che il lavoro venga effettuato secondo i nostri termini. Per quanto riguarda l'area amministrazione, questo 2+1 sta ad indicare che vi è un responsabile dell'amministrazione vero e proprio che si occupa ovviamente della contabilità, della gestione dei conti della nostra azienda e a lui collabora un altro addetto all'ufficio amministrazione ed inoltre vi è uno stagista che lavora per 6 mesi, dovrebbe lavorare per 6 mesi comunque nell'ambito della nostra azienda, nel modello che noi proponiamo d'azienda. Per quanto riguarda l'area commerciale invece, qui vi è un direttore commerciale che collabora con il direttore della produzione per garantire sempre nei termini relativi alla qualità del prodotto ed inoltre a lui riportano un'area vendite e un'area marketing. Nell'ambito dell'area marketing vi sono 2 responsabili del marketing che si occupano quindi delle offerte promozionali, della pubblicità, delle ricerche di mercato ed inoltre quest'ultima è possibile definirla anche un'area design, nel senso che qui vengono studiati quelli che sono i modelli, i futuri modelli da proporre. Nell'ambito dell'area vendite invece abbiamo 4 responsabili. Un responsabile che è colui che si occupa dei rapporti con i grossisti nell'area del sud, quindi di San Giuseppe Vesuviano e nell'area di Bologna. Quindi vi è un responsabile che mantiene i contatti con la grande distribuzione specializzata ed inoltre vi sono altri 2 responsabili invece che si occupano della grande distribuzione. Per quanto riguarda questi ultimi 3 responsabili, quindi quello relativo alla grande distribuzione e alla grande distribuzione specializzata, coloro operano dei funzionari commerciali che sono non altro che dei venditori, dei rappresentanti esterni alla nostra azienda, visto che collaborano con noi per un periodo di tempo che è di 4 mesi all'incirca, dunque è quello che precede fondamentalmente l'inizio delle scuole, quindi da maggio fino ad agosto, fino ai principi di settembre, e si occupano della vendita alla grande distribuzione. Sono 20, come già detto, hanno una politica di vendita molto aggressiva e per quanto riguarda la loro retribuzione una provvigione fissa del 5% in relazione alle vendite. Andando avanti infatti è possibile visualizzare come siano localizzati sul territorio i nostri funzionari commerciali. Ve ne sono maggiormente al nord 9, ve ne sono 6 al centro e 5 al sud. Per quanto riguarda la SWOT passo la parte